Eder. Mech. Pallister. Buongiorno a tutti voi. Come da titolo, oggi completiamo il discorso della lite delle chiavi. Parleremo anche dell'altezza dell'aggressore di Lilly. Poi forniremo una novità importante sull'uso delle chiavi e del nuovo luogo di possibile aggressione di Lilly. Finiremo infine con una nostra deduzione importante su alcuni soggetti rimasti ad oggi poco considerati. Il lavoro che abbiamo fatto del team di Eder è davvero imponente e di assoluto pregio. Come tale sarà messo a vostra disposizione, ovvero agli inquirenti e le televisioni. Siete pronti? Allora partiamo. In relazione all'altezza dell'aggressore, abbiamo inserito i dati d'altezza di Lilly in un programma di intelligenza artificiale, chiedendo la parallela altezza dell'aggressore. Il programma ci ha restituito un dato importante, ovvero tenuto conto del 1,50 m e dei pochi chilogrammi di peso della donna. Solo una persona di altezza superiore e con un'impresa energica poteva dettare l'azione di soffocamento in l'articolare di oltre 15 o 20 centimetri, più alto o più alta. Inoltre il busto del soggetto deve essere il doppio per tenere stretto e fermo quello più piccolo di Lilly. In definitiva, l'aggressore non esile. È soggetto robusto, il doppio di Lilly, più alto di 15 o 20 centimetri, con un'apertura di braccia del doppio, un busto del doppio. Infine, con una pianta di piede del doppio, ripetiamo, può anche essere una donna, non per forza un uomo. Ci fermiamo qui su tali dati, perché vi è altro. Oggi però parliamo anche di altro che abbiamo scoperto e riguarda il guanto in foto trovato vicino. Ebbene, abbiamo inserito in pari modo la foto del guanto nel programma e ci restituisce un dato significativo. Quello che tocca il sacco involucro di Lilly non è quello della foto, ma può essere il guanto dell'altro, soggetto della banda che porti lì il corpo, e se lo perde proprio sul tragitto, il dato è significativo. Bene, adesso andiamo a parlarvi di una bomba che vediamo oggi perché mai data da alcuno in Italia. Si tratta di un lavoro mentale che abbiamo fatto usando un principio ideale che è quello della combinazione del filo di Arianna con quello della teoria di esclusione, che dal fatto noto ti porta a quello ignoto che cerchi passando lungo un filo di eventi noti. Seguiteci per capire cosa abbiamo scoperto. Ciò grazie anche ai vostri commenti, perché ci siete molti utili. E lo sapete, vi ringraziamo di ciò e vi invitiamo a farlo ancora commentandoci sotto al video. Allora i fatti ci dicono che Lilly ha lasciato Sebastiano tra il 13 ed il 14 mattina. Hanno già avuto discussioni. Lei farà colazione per i fatti propri e lui andrà via. In questi casi che lascia l'altro, toglie la fede, ma non basta. Si mette in moto per preparare il suo futuro senza l'altro. Ecco perché Lilly inizia a pensare, e lo fa in relazione a denaro e codici del quadro. Parliamo di liquidi. Vuoi mettere al sicuro quanto è tuo e ti serve per la nuova vita con Claudio. Allora cosa pensiamo? Pensiamo che sia proprio Lilly a prendere i codici, perché li porta via da lì ed ha bisogno anche delle chiavi. Adesso, attenzione, e seguiteci meglio. Lei dirà a Claudio che ritarda di poco, andrà alla Wind, che sarà una bugia, invece andrà in un altro immobile che aprirà con una delle chiavi del mazzo principale, perché li vuol portare. I codici. Solo quel mazzo avrà le chiavi, non le ha quello di scorta. Abbiamo già detto che il mazzo principale ha più chiavi, tra esse quelle di un'altra unità immobiliare ed anche quella di collegamento ai codici. Ecco perché non saranno più dietro al quadro i codici. Ma non solo. Noi riteniamo che Lilly sia stata aggredita proprio in questa distinta unità immobiliare.
casa o cantina, perché è un luogo asciutto e non terreno, in quanto i suoi indumenti sono puliti, e quindi non può essere rovinata per terra nel bosco. Su ciò dobbiamo correggerci. Tutti gli elementi sono adesso al loro posto lungo il filo di Arianna. Sappiamo, perché il mazzo di chiavi non si trova più in quanto il terzo non poteva lasciarli in borsa a Lily. Le chiavi offrono il collegamento con tale unità immobiliare e con i codici IVI portati da Lily il 14. Mattina appena uscito Sebastiano, il terzo le prende lui, perché nel mazzo riserva ben sa che non ci sono quelle della detta unità immobiliare dove ha avuto il litigio con Lily. In questo modo nessuno vi può arrivare degli inquirenti. I codici sono inoltre irraggiungibili. E così il loro mistero. Ma sente la necessità di mettere in evidenza a Lily quelle di riserva, così che chi la trova dirà: ok, ha le chiavi di casa che usa. In questo modo il terzo vuol far dimenticare il mazzo di chiavi originali, spostando l'attenzione di tutti. Noi su quello di riserva, ma noi con Eder non ci siamo cascati. Oggi, per la prima volta, e siamo gli unici in Italia, vi sveliamo quanto veramente è accaduto. Lily è morta soffocata da un terzo, che l'ha seguita la mattina del 14 verso questa distinta unità immobiliare, dove lei si recò per pochi minuti per nascondere i codici presi da dietro il quadro. Essi portano a denaro suo che voleva usare nella sua vita, di cui non parlo a Sebastiano, ma accenno al fratello. Sergio li cercherà, ma non troverà più nulla per questo. Qualcuno ha saputo e l'ha seguita per poi aggredirla e volere le chiavi dentro l'unità ove lei si accascia e sbatte la tempia, ove lei morirà mantenendo i vestiti per questo puliti. Il resto è una traslazione in luoghi freddi carsici che ad opera dei terzi prevede più di uno spostamento, fino a 2 o 3 giorni prima del ritrovo, evidentemente con un mezzo, poi pulito. Beh, così spiegato, perché la Lily lascia i telefoni a casa, oltre fede ed oro, come anche i documenti, i telefoni, e un'uscita di pochi minuti in cui, con la scusa di gettare la spazzatura, andrà solo a portare in altro luogo i codici segreti, per poi andare da Claudio. La Wind è la scusa per avere minuti utili ad andare nel posto. I telefoni li lascia anche a casa, per non essere rintracciata da alcuno, e specie da Sebastiano, perché lì controllava. Adesso tutto quadra, sappiamo chi ha preso i codici, sappiamo l'uso e sappiamo cosa farà con il mazzo di chiavi principali. Sappiamo che seguita e sarà raggiunta e che sarà uccisa in questo luogo asciutto e chiuso agli occhi di Ares. Tutti. Il terzo ha poi preso codici e chiavi per non farci trovare il collegamento con tale terzo luogo. Lo stesso Claudio ha detto che Lily aveva accesso ad altri luoghi a Trieste, proprio con le sue chiavi. Siamo quindi vicini alla soluzione, signori. A presto. Pensare, sul momento io ho sofferto, piangevo tantissimo perché pensavo che qualcuno l'ha presa e l'ha portata via. Ho pensato a questo io, non ho pensato al suicidio o quello o quell'altro, mai più pensavo, ma qualcuno
gli avrà fatto del male, l'avrà presa, sai, come una bambina, capisci, fragile, 40 kg, basta, piacevole, una bella donna, è sempre stata una bella donna. Io pensavo fosse questo. Per cui tu dici che dal primo momento hai pensato che qualcuno le avesse fatto del male, che fosse stato un sequestro, però poi va a fare una denuncia per allontanamento volontario. Gentili ascoltatori, buona giornata a voi tutti, buona domenica dal Sensitivo Locchi. Sin dall'inizio io ho sempre parlato di un omicidio ai danni di Liliana Resinovic, ma che non era Sebastiano, non c'entra nulla con questo delitto. Ora io devo fare i complimenti a Eder, perché ieri appunto in una vignetta si vede proprio Sebastiano in croce, e quello che a mio avviso, poverino, gli è successo è stato messo in croce come Gesù Cristo, senza avere fatto nulla. Ma voi vi ricordate 2000 anni fa, quando Ponzio Pilato sul pulpito disse: chi volete che io vi liberi? Gesù chiamato Cristo o Barabba? E voi avete scelto Barabba. E anche da quel giorno, da quel triste giorno ad oggi, avete continuato a scegliere Barabba, perché altrimenti nel mondo non accadeva ciò che accade tutti i giorni oramai. Ecco perché continuate a scegliere Barabba al Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, signori, ecco, io mi complimento con Eder perché Sebastiano è stato messo in croce da innocente, è stato crocifisso, perché Sebastiano non c'entra assolutamente nulla con il delitto di cui è stata vittima Liliana Resinovic. E non è che si mettono delle illazioni, si vuole far credere che è stato lui, mentre lui non c'entra assolutamente nulla, e le prove contro di lui non esistono. Perché non esistono? Perché lui non c'entra nulla. Ecco, Liliana Resinovic è stata sicuramente ammazzata e il responsabile ancora deve essere identificato, ma non Sebastiano. Io sono stato convinto sin dall'inizio e ancora continuo ad esserlo. Sebastiano è totalmente estraneo ai fatti, che neanche vengono contestati poi, perché lo stesso Sebastiano neanche è indagato. Però, signori, Sebastiano è, vi ripeto, è stato messo in croce come Gesù Cristo, un innocente in croce. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di giornata di domenica a voi tutti dal Sensitivo Locchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.